L'argomento è popolarissimo e allo stesso tempo paradossalmente semisconosciuto, una contraddizione solo apparente perché il crack delle banche popolari venete si muove spesso su terreni tecnici talmente complessi da risultare incomprensibili ai più. Fare ordine e chiarezza in una situazione confusa è lo scopo dell'ultimo libro di Renzo Mazzaro, giornalista e scrittore tra i più attenti osservatori della realtà veneta. Le persone, secondo me, hanno un'idea vaga, se tu ci parli assieme. Sì, è successo che due banche sono fallite, tanta gente ha perso i soldi, ma il perché, il per come resta confuso. Un mare magnum di cose che sono state scritte e che sono disperse in 1000 fonti. Se il processo della Banca Popolare di Vicenza è arrivato in aula, quello di Veneto Banca è ancora alle richieste di rinvio a giudizio. Ma comunque le indagini che continuano ad aprirsi, si tratti di aggiotaggio o ostacolo alla vigilanza, sono indagini che Mazzaro definisce periferiche. Periferici alla domanda chiave di dove sono finiti i soldi, perché qui i soldi sono scomparsi, chi li ha presi tu potresti saperlo soltanto attraverso un processo per bancarotta. Ma il processo per bancarotta si può fare soltanto se c'è stata una dichiarazione prima di stato di insolvenza delle banche e non c'è ancora. In attesa di quelle dei tribunali c'è però una sentenza che probabilmente non solo è stata già emessa, ma è anche passata in giudicato. Il Veneto si è autoassolto. Il Veneto si autoassolve perché io dico che eravamo tutti dentro a questo sistema. Ci si può chiedere appunto perché è successo nel Veneto, perché 207.000 persone hanno perso tutto. Eravamo dentro a un sistema che distribuiva i soldi, chi più chi meno li avevamo tutti, chi era fuori erano solo dico, le parti marginali della società veneta. Quelli hanno preso proprio una stangata, diciamo la macelleria sociale è avvenuta lì.